A volte litigano tra di loro, si danno la colpa a vicenda e chiamano in causa, dopo attenta disamina dei reciproci alberi genealogici, un bisnonno, un vecchio zio alcolizzato, a volte si lasciano. Mattia fa spesso con la bocca. Lui è convinto di essere una macchina. Il problema è che a volte fa la 24 ore di Le Mans, va avanti tutta la notte senza un attimo di pausa. Tu sei a letto da un'ora e cominci a essere stufo. Le ore sono 2, basta Mattia, basta, per favore. Mattia, smetti, tu domani devi andare a lavorare. Suona la sveglia, presto. Basta Mattia, basta, spegni quel motore Mattia! È inutile anche provarci, cioè, voglio dire, non smette per forza. Allora io sono lì seduto sul letto e mi vengono in mente delle idee terribili, tipo adesso lo prendo e lo butto dalla finestra. È che non servirebbe a niente, abitiamo al piano terra, continuerei a sentirlo. Allora mi consolo pensando che anche i figli normali non fanno dormire i loro genitori. Ben gli sta, no? Sì. Quando è nato, Tommaso era una meraviglia. Biondo, con gli occhi scuri, sorrideva tutto il tempo, lo sguardo vispo. Io non dimenticherò mai la gioia che ho provato quando l'ho visto per la prima volta. Piccolo, fragile, prezioso, con questi capelli finissimi, sembrava un cherubino del Botticelli. Ho detto agli amici che finalmente capivo cosa volesse dire essere padre di un figlio normale. Che cosa volesse dire avere un figlio normale. Ma abbiamo cantato vittoria troppo presto. Tommaso si ammala spesso, dobbiamo ricoverarlo in ospedale diverse volte. Un giorno il medico curante ha finalmente il coraggio di dirci la verità. Tommaso è handicappato come suo fratello. Tommaso è nato 2 anni dopo Mattia. L'ordine delle cose è ristabilito. Tommaso è destinato ogni giorno di più a somigliare a suo fratello. È la nostra seconda devastante fine del mondo. Certo che con noi la natura non ci è andata leggera. Neppure il più cinico degli sceneggiatori avrebbe pensato ad una scena del genere dentro il suo telefilm, pur di caricare di pathos l'eroe, di strappare lacrime agli spettatori, no? Avrebbe evitato per non scadere nel ridicolo, diciamolo, no? Per non caricare troppo la mano. Però siete bravi. In che senso? No, siete bravi, cioè bravi, avete 2 figli così, bravi a far cosa? No, ma no, dai, non dire così, hai capito, no? Cioè, sei una persona veramente ammirevole. Ah, ecco. La natura mi ha dato la parte del padre ammirevole, che poi non so bene che fisico dovrei avere, cioè non so come sono abbastanza ammirevole, non lo so che cosa voglio dire, io non so neanche se farò piangere o se farò ridere. Dove andiamo, papà?
A Lourdes andiamo. Tommaso si è messo a ridere come se avesse capito la battuta. Mia suocera, insieme alle sue amiche del burraco, ha tentato di convincermi a portare i miei figli a Lourdes. Confida nel miracolo. E oddio, è lontana Lourdes, sono 12 ore di treno fianco a fianco a due mocciosi che non riescono a mettere insieme una frase. Magari saranno più loquaci al ritorno, ha detto la nonna. Non ha avuto il coraggio di aggiungere dopo il miracolo. Ad ogni modo non ci sarà nessun miracolo. Se, come ho sentito dire, che un figlio handicappato è una punizione divina, non si capisce perché la Vergine Maria dovrebbe darsi la pena di fare un miracolo. Di certo non vorrà interferire con delle decisioni prese su in alto, no? Dai. Poi Lourdes, hai presente Lourdes? Cioè, tutta la gente che c'è, processioni di giorno, di notte, con le candele, in mezzo alla confusione totale, ma stai scherzando? Poi rischierei di perderli e di non ritrovarli più. Forse è questo il miracolo. Quando hai un figlio handicappato, devi essere pronto a sentirti dire un sacco di idiozie. Intanto ci sono quelli che pensano che te lo sei meritato. Vabbè, una volta un tizio che non doveva volermi un gran bene mi ha raccontato la storia del giovane seminarista che stava per prendere i voti, quando si innamorò di una ragazza, al punto tale che lasciò il seminario, si sposarono, ebbero un figlio, handicappato, chiaro, no? Se l'era cercata. Poi ci sono quelli che invece ti dicono, ma sai, magari non è neanche colpa tua, cioè, magari è per colpa di tuo padre. Mio padre. Come ho fatto a non pensarci prima? Ma certo, mio padre. Mio padre una volta l'ho incontrato una notte in un bar, era un luogo che frequentava assiduamente, e l'ho incontrato in sogno e gli ho fatto conoscere i miei figli, perché lui nella realtà non li ha mai conosciuti, è morto prima che nascessero. Papà, ehi papà, cosa c'è? Guarda, ma chi sono? Sono i tuoi nipoti, papà, Mattia e Tommaso. Come ti sembrano? Uno schifo. Papà, volevo dirti che è colpa tua. Ma cosa stai dicendo? È colpa tua, è colpa di tutto quel vino che hai bevuto. Papà! Si è girato dall'altra parte e ha ordinato un prosecco. Poi ci sono quelli che ti dicono, guarda, se capita a me, io non ci penso un attimo, li affogo alla nascita come un gatto, che poi non hanno una grande fantasia. Evidentemente non hanno mai provato ad affogare un gatto. E poi ci sono quelli che io adoro, quelli che ti guardano con l'occhio languido e ti dicono, ma i figli handicappati sono un dono del cielo. Non lo dicono per fare dell'ironia, no? Di solito non hanno un figlio handicappato. Quando hai un figlio handicappato, in realtà tu non lo sai subito, a meno che non abbia delle evidenti malformazioni fisiche, ma tu non lo sai subito. I miei da piccoli erano, appena nati, erano come tutti gli altri, come gli altri non parlavano, come gli altri non mangiavano da soli, come gli altri non camminavano, come gli altri facevano dei sorrisi. Tommaso, perché Mattia no. Insomma, ecco, non lo sai subito, è un po' come ricevere un pacco a sorpresa, lo scopri un po' alla volta. E quando ricevi un pacco del genere ti viene voglia di dire grazie tante, signor cielo, non doveva disturbarsi, grazie. Quando è nato, Tommaso ha ricevuto un bellissimo regalo. Era un set formato da un piatto, da un cucchiaino, un bicchiere, tutto in argento, bellissimo. Sul bordo del piatto erano incise delle piccole conchiglie di San Giacomo e anche sull'impugnatura del cucchiaio. È stato il suo padrino a fargli questo regalo. All'epoca uno dei nostri migliori amici e direttore generale di una grande banca. Poi Tommaso ha cominciato a crescere e il suo handicap si è rivelato e non ha più ricevuto regali dal suo padrino. Se fosse stato normale, probabilmente avrebbe ricevuto, che ne so, la macchina fotografica, la penna stilografica per le grandi occasioni, la racchetta da tennis. Ma siccome non era come tutti gli altri, non doveva aspettarsi niente. Insomma, ecco. Non c'è da prendersela neanche col suo padrino, ci mancherebbe.
Probabilmente si sarà detto: la natura non ha fatto regali a questo ragazzo, non vedo perché glieli devo fare io. Ecco, a parte che Tommaso non avrebbe neanche saputo cosa farsene di tutta quella roba. Adesso il cucchiaio e il bicchiere, sinceramente non ricordo che fine hanno fatto, però il piatto ce l'ho ancora, lo uso come posacenere. Mattia e Tommaso invece non fumano, non saprebbero neanche da che parte cominciare, però con loro abbiamo dei seri problemi di dipendenza dalle droghe. Tutti i giorni diamo loro dei sedativi per tenerli tranquilli. Il padre di un bambino handicappato deve avere la faccia da funerale. Mettere un naso rosso per stappare una risata, no, non se ne parla neanche. Non gli è neppure consentito ridere. Sarebbe di cattivo gusto. Poi, se i figli handicappati sono 2, lui deve sentirsi 2 volte più affranto. Quando non hai avuto fortuna nella vita, devi essere credibile nella parte. Assumere un'aria disperata è una questione di etichetta. E io dell'etichetta me ne sono sempre fregato. Allora, una volta ho chiesto un appuntamento col primario dell'istituto dove erano ricoverati Mattia e Tommaso e ho detto: professore, senta, ma è un dubbio, ma siamo sicuri che Mattia e Tommaso siano del tutto normali? Dai, non è divertente? No, neanche lui non l'ha trovata divertente, ma forse aveva ragione, non lo era. Però non aveva capito che questa era l'unica cosa che avessi trovato per non sprofondare. Come Cyrano de Bergerac prende in giro il proprio naso, io prendo in giro i miei figli. È il mio privilegio di padre. Un giorno entro in un negozio di giocattoli, eravamo sotto Natale, il periodo era quello, entro, mi piacciono un sacco i negozi di giocattoli, e le gru, le macchine da movimentazione terra, tutti quei giocattoli mi piacciono un sacco. Un commesso mi si avvicina, molto zelante, e mi chiede: quanti anni hanno i suoi figli? Io sventatamente rispondo: Mattia 11 e Tommaso 9. Per Mattia il commesso mi consiglia il set del piccolo ingegnere, tutto il necessario per realizzare una ricetrasmittente dalla batteria al microfono. Invece per Tommaso un bel gioco didattico, la cartina dell'Italia in 3D, tipo puzzle, con tutti i pezzi da mettere al loro posto, le montagne, le città, i fiumi, i laghi. Vede che io sono un po' perplesso, allora gioca al jolly, mi dice: guardi che abbiamo anche il set del piccolo chimico, col quale, mi spiega, si possono realizzare in tutta sicurezza esplosioni e pirotecniche, cose meravigliose. Ok. Ora, intanto per un attimo cerco di capire come potrebbe essere una radio montata da Mattia.
o la cartina dell'Italia assemblata da Tommaso. Ma a questo punto perché non regalare ai miei figli il set del piccolo kamikaze? La cintura col tritolo, il detonatore, così per risolvere il problema definitivamente. Comunque ho ascoltato il commesso molto, molto gentile e poi ho fatto la mia scelta. Come ogni anno ho comprato un orsacchiotto per Tommaso e un'automobilina per Mattia. Sono andato alla cassa, il commesso non ha commentato, ha impacchettato le cose e poi mentre uscivo mi ha detto buon Natale. Buon Natale. Mattia e Tommaso non hanno mai creduto in Babbo Natale e neanche nel Bambino Gesù. Non lo so, evidentemente avranno avuto i loro buoni motivi. Non hanno mai scritto una lettera per ricevere dei regali, peraltro sapevano che il santo bambino, insomma, quando fa i regali bisogna stare attenti, no? Diffidare un po'. E niente, a casa nostra non c'è mai stato l'albero di Natale, il presepio, non l'abbiamo mai fatto, non abbiamo mai dovuto raccontare la solita storia per nascondere il fatto che eravamo noi a comprare i regali, non ci sono mai state candele accese in casa, si sa mai, danno fuoco alle tende, quei due lì, e niente, ma non ci sono mai stati occhi sgranati, sguardi pieni di meraviglia, no, Natale era un giorno come tutti gli altri a casa nostra. Quest'anno si cambia. Per un periodo abbiamo avuto una governante a domicilio che si occupava dei bambini. Lidia, veniva dalla Moldavia. Era bionda, un po' grezza, gli occhi azzurri, i modi da contadina, insomma. Però con i bambini era fantastica. Una miniera di buon senso, lei li trattava come se fossero normali. Sì, a volte li riprendeva anche quando combinavano qualcosa, così, normali. Ricordo che una volta avevano combinato non so che disastro e li ha ripresi dicendogli: ma allora avete la paglia al posto del cervello? Ecco. Questo era il problema, hai capito? Cioè, Mattia e Tommaso avevano la paglia al posto del cervello. Aveva ragione Lidia. È la sola diagnosi esatta che sia mai stata fatta nei loro confronti. Neanche i medici se ne erano accorti. Cosa sogneranno i bambini con la paglia nel cervello? Che cosa sogneranno Mattia e Tommaso? Forse di notte sognano di essere normali. Anzi, di notte si prendono una meritata rivincita e sognano di essere dei geni. Di notte diventano ingegneri, intellettuali, ricercatori che sanno trovare tutto quello che si mettono in testa di ricercare. Di notte scoprono leggi e teoremi, formulano dei postulati, fanno calcoli complicatissimi che non finiscono più. Forse di notte parlano il greco e il latino. Ma non appena si fa giorno, per non insospettire nessuno e per amore del loro quieto vivere, ritornano handicappati. Se qualcuno gli chiede qualcosa, fanno finta di non capire per non essere costretti a rispondere. Poi, di giorno non hanno voglia di andare a scuola, di imparare i compiti a memoria, di fare le operazioni. Del resto li si può anche ben capire. Cioè, dopo aver trascorso tutta la notte sopra i libri, di giorno senti il bisogno di rilassarti un attimo, no? E così fanno gli ebeti. Allora, un giorno torno a casa prima del solito e Lidia era nella cameretta dei bambini, i lettini erano vuoti. In casa c'è uno strano silenzio.
La finestra della camera è spalancata. Vado a vedere, vagamente insospettito. Guardo in giù, adesso abitiamo al 14° piano. Forse Lidia li ha buttati dalla finestra. Ce ne sono di queste storie sui giornali tutti i giorni, no? Allora la guardo fissa e le dico: ma Lidia, ma cosa ha fatto? Ha buttato i bambini dalla finestra. L'ho detto per scacciare il pensiero, per ridere. Lei mi guarda terrorizzata, allora insisto: Lidia, va bene che erano handicappati, ma buttarli dalla finestra non va bene, non si può fare. Lei è sempre paralizzata e incredula, non mi risponde, probabilmente le faccio anche paura. Allora corre nella nostra camera da letto e torna con i bambini, che naturalmente stanno bene. Mi guarda, è ancora un po' sconvolta e probabilmente pensa: non c'è da meravigliarsi se i figli di uno così non sono tanto normali. È autunno. Attraverso il bosco a bordo della mia macchina, lentamente, una decapotabile. Mattia e Tommaso sono seduti dietro. Il paesaggio è meraviglioso, è stupendo, il bosco è un tripudio di colori, sembra di stare dentro un quadro di Watteau. Bellissimo. Non posso dire a Mattia e a Tommaso: guardate che bello. Loro non perdono tempo a guardare il paesaggio, se ne fregano. Non potremo mai contemplare insieme un bel panorama. Non metteremo mai piede in un museo. Non conosceranno mai Watteau. Molte delle cose belle che aiutano gli uomini a vivere meglio a loro sono precluse. Però gli restano le patate fritte. Quelle le adorano, soprattutto Tommaso che le chiama le fitte. Quando sono in macchina con loro, a volte mi vengono delle strane idee. Mi verrebbe voglia di prendere 2 bottiglie, una di butano e una di whisky, e di scolarmele una dietro l'altra. Dico sempre che se avessi un grave incidente, forse sarebbe meglio per tutti, soprattutto per mia moglie. Sono sempre più intrattabile e i bambini crescendo sono sempre più difficili da gestire. Allora chiudo gli occhi e spingo il piede sull'acceleratore e cerco di tenerli chiusi il più a lungo possibile. I miei figli sono in realtà molto affettuosi. Quando entriamo in un negozio, ad esempio, Tommaso vorrebbe sbaciucchiare tutti. Sì, tutti, proprio tutti, vecchi, giovani, alti, bassi, magri, grassi, neri, bianchi, tutti. Lui vuole sbaciucchiare tutti ed è bellissima questa scena, quando questo frugoletto di 12 anni si avventa sulle persone e tenta di sbaciucchiare. Ci sono quelli che si tirano indietro, altri lasciano fare, poi si asciugano con il fazzoletto la guancia, ti guardano e ti dicono: sono carini, eh? Sì, sono carini i miei figli, certo. Loro non vedono il male da nessuna parte. Sono un po' come le creature pre-peccato originale. Quando tutti avevano un cuore d'oro, la natura era benigna, tutti i funghi erano commestibili e si potevano perfino accarezzare le tigri. Quando andiamo allo zoo, Tommaso vorrebbe sbaciucchiare pure quelle. Quando tirano la coda al gatto, stranamente questo non li graffia. Probabilmente pensa: dai, insomma, non ci stanno tanto con la testa, sono handicappati, insomma, bisogna capirli, no? Chissà se la tigre reagirebbe allo stesso modo se loro tirassero la coda. Credo che la prossima volta che andremo allo zoo faremo questo esperimento. Prima avviso la tigre, Mattia
è sempre più curvo. Ormai anche la kinesiterapia e il busto non servono più a molto. A 15 anni sembra un vecchio contadino decrepito che ha passato la vita a vangare la terra. Quando lo portiamo fuori a passeggiare, tutto quello che riesce a vedere sono le sue scarpe. Non riesce neppure più a vedere il cielo. Ho pensato di attaccargli 2 specchietti sulla punta delle scarpe, così almeno lo vede. I medici dicono che la scoliosi si è aggravata in maniera importante, che può causare problemi respiratori, problemi cardiaci. Bisogna tentare un intervento chirurgico alla colonna vertebrale. A 15 anni. Se bisogna, tentiamolo. Lo tentiamo. L'intervento è un successo. I medici riescono a raddrizzarlo completamente. 3 giorni dopo, Mattia muore, dritto come un fuso. In fondo l'intervento che doveva permettergli di vedere il cielo è perfettamente riuscito, no? Non bisogna pensare che la morte di un bambino handicappato sia meno straziante. È straziante come quella di un bambino normale. È terribile la vita di chi ha fatto un breve passaggio qui sulla terra solo per soffrire. Si fatica a trattenere il ricordo di un suo sorriso. Per un momento abbiamo temuto che Tommaso soffrisse per la mancanza del fratello. All'inizio lo cercava dappertutto, apriva le porte, andava nelle stanze, gli armadi, i cassetti, nelle borse, cercava dappertutto, ma per fortuna non è durata molto. Ben presto tutte le sue cose, i disegni, la cura di Snoopy, ecco, l'hanno ben presto riassorbito. Tommaso adora dipingere e disegnare, bravissimo. Lui è un astrattista che non ha conosciuto le fasi figurative. Lui ha approdato direttamente all'astratto. È molto creativo, non torna mai su una sua opera, ne compone di infinite che poi regala e compone infinite opere per la mamma, questa per il papà, questa per la mia sorellina Maria. E quando l'ha finita la regala e se tu gli dici che è bello, sembra felice. Quando penso a Mattia e a Tommaso mi vengono in mente 2 uccellini arruffati, non certo delle aquile o dei pavoni, ma dei passerotti. Dai loro giacconi blu scuro spuntavano 2 zampette da canarino. Ricordo quando facevamo loro la doccia, la loro pelle chiara, quasi trasparente, violacea, come quella degli uccellini prima che mettano le piume. Degli uccellini avevano anche il cervello. Mi mancavano solo le ali. Peccato. Tommaso avrebbe potuto tagliare la corda molto prima e lasciarsi alle spalle un mondo che non era fatto per lui. Se foste stati come gli altri, io mi avrei portato al museo. Avremmo guardato insieme i quadri di Rembrandt, Monet, Turner e di nuovo Rembrandt. Se foste stati come gli altri, vi avrei regalato dei dischi di musica classica. Avremmo ascoltato insieme Mozart, Bach, Beethoven e di nuovo Mozart. Se foste stati come gli altri, vi avrei regalato dei libri, un sacco di libri, di Prévert, Proust, Quinault, Ionesco e di nuovo Prévert. Se foste stati come gli altri,
saremmo andati al cinema, avremmo visto insieme i vecchi film di Chaplin, Eisenstein, Hitchcock e ancora Chaplin. Se foste stati come gli altri, vi avrei portato nei migliori ristoranti, avremmo degustato insieme del meraviglioso Chambol Musny e ancora del Chambol Musny. Se foste stati come gli altri, avremmo giocato insieme a tennis, a pallavolo, a basket. Se foste stati come gli altri, saremmo saliti in cima ai campanili delle cattedrali per guardare il mondo dall'alto. Se foste stati come gli altri, vi avrei portato al ballo, insieme alle vostre fidanzate, a bordo della mia vecchia decappottabile. Se foste stati come gli altri, vi avrei regalato un sacco di vestiti alla moda per farvi sembrare più belli. Se foste stati come gli altri, vi avrei allungato delle banconote sotto il tavolo per comprare dei regali alle vostre fidanzate. Se foste stati come gli altri, avrei dato una grande festa per il vostro matrimonio. Se foste stati come gli altri, avrei avuto dei nipoti. Se foste stati come gli altri, forse avrei avuto meno paura del futuro. Ma se foste stati come gli altri, sareste stati come tutti, no? Magari non avreste combinato un granché a scuola, non avreste trovato lavoro, che ne so, magari sareste diventati dei delinquenti, avreste truccato il tubo di scarico del motorino per fare un chiasso assordante per le strade. Magari sareste diventati dei fan di Achille Lauro. Magari avreste sposato una cretina, magari avreste divorziato, forse avreste avuto dei figli handicappati. Insomma, l'abbiamo scampata bella, eh? Ho comprato di seconda mano un'altra decappottabile, mi piacciono, una bella macchina americana con la carrozzeria verde, gli interni bianchi, un po' vistosa. Decidiamo di inaugurare questo acquisto andando in Portogallo e con noi viene anche Tommaso, vedrà l'oceano. Dopo una notte trascorsa in Spagna, l'auto scivola silenziosa sull'asfalto e ci porta fino a destinazione, in Portogallo. L'albergo è bianchissimo, e il mare è blu, il sole sul mare crea una luce abbacinante, meraviglioso, sembra di stare in Africa, è bellissimo. Faccio scendere Tommaso, guarda l'albergo, è contento. Istituto. No, Tommaso non è istituto. È convinto di essere tornato all'istituto. Forse è una gag, cerca solo di farci ridere un po'. L'albergo è molto formale, troppo. Infatti tutti i dipendenti indossano una divisa bordeaux con i bottoni dorati, i camerieri hanno tutti la targhetta col loro nome, Tommaso vuole sbaciucchiare tutti, lo trattano come un principe. Uno dei momenti più divertenti è alla sera, a tavola, quando il maître passa per i tavoli a togliere i piatti di rappresentanza e allora Tommaso si attacca al piatto. No, il piatto no, il piatto no. È convinto che se gli tolgono il piatto salta la cena. Tommaso è terrorizzato dall'oceano, dal rumore che fanno i cavalloni sulla spiaggia. Terrorizzato. Allora cerco di aiutarlo a vincere questa paura, lo prendo con me sotto braccio, entriamo camminando pian pianino, lui si aggrappa a me, buca quasi dalla pelle, non dimenticherò mai la faccia terrorizzata di Tommaso dentro l'acqua. Un giorno trova finalmente il modo di porre fine a questo supplizio. Urlando a squarciagola per coprire il rumore dei cavalloni, grida «Cacca!». Di fronte all'urgenza esco subito dall'acqua, lo porto fuori, ma appena sono fuori mi rendo conto che non è vero niente. Sono commosso. Ogni tanto si accende qualche scintilla dentro questo cervellino di uccellino. Tommaso sa mentire. Si sentono certe madri sospirare davanti alla culla del loro bimbo. Che bello! Pensa se rimanesse sempre così, se non crescesse mai.
Le madri dei bambini handicappati sono più fortunate, possono giocare alle bambole per tanti anni ancora. Il problema è che il bambolotto in questione un giorno peserà 30 kg e non sarà sempre così docile. I padri invece iniziano a interessarsi ai figli quando sono già più grandi, quando sono curiosi, fanno le prime domande. L'unica domanda che è toccata a me è: dove andiamo, papà? Il regalo più bello che puoi fare a un bambino è soddisfare le sue curiosità, trasmettergli il gusto delle cose belle. E io non ho avuto questo privilegio con Mattia e Tommaso. Mi sarebbe piaciuto fare il maestro, insegnare loro le cose senza annoiarli. Io ho diretto cartoni animati che i miei figli non hanno mai visto, ho scritto dei libri che non hanno mai letto. Io avrei voluto che fossero orgogliosi di me, che dicessero ai loro compagni: oh, guarda che il mio papà è più forte del tuo. Insomma, se i figli hanno bisogno di essere orgogliosi dei padri, i padri forse hanno altrettanto bisogno dell'ammirazione dei figli, no? Tommaso non sta bene. Ultimamente neanche i tranquillanti servono più a molto. A volte ha delle crisi terribili e in alcuni periodi dell'anno siamo costretti a internarlo in un ospedale psichiatrico. La prossima settimana andremo a trovarlo, così pranzeremo insieme. E visto che sarà di nuovo Natale, ho detto all'educatrice che mi piacerebbe portare dei regali per gli ospiti. Ma cosa? Mi ha detto che ultimamente ascoltano musica di ogni tipo, anche musica classica. Un ragazzo che è figlio di genitori musicisti, lui ascolta Mozart tutto il giorno. E allora ho pensato alle variazioni Goldberg. Una musica che Bach compose appositamente per il conte von Kieserling, che non era proprio un tizio molto tranquillo. E l'ospedale è pieno di conti von Kieserling, quindi forse Bach farà bene. Quindi porterò il disco e l'educatrice proverà a fare questo esperimento. Pensa se un giorno Bach potesse sostituire il Prozac. Adesso quanti anni hanno i tuoi figli? Cosa diavolo ne frega di quanti anni hanno i miei figli? I miei figli sono senza tempo. I miei figli sono senza tempo. Mattia non ha più un'età e Tommaso è entrato nel 100° anno di vita. Sono due vecchietti ingobbiti, non ci stanno tanto con la testa, ma sono sempre gentili e affettuosi con tutti. I miei figli non hanno mai saputo quanti anni avessero. Tommaso continua imperterrito a mordicchiare un vecchio orsacchiotto. Non sa di essere diventato vecchio, non gliel'ha detto nessuno. Quando erano piccoli ogni anno dovevamo comprare loro le scarpe di un numero in più. E mentre il piede cresceva, il loro quoziente intellettivo rimaneva lo stesso. Anzi, negli anni è addirittura sceso, hanno fatto progressi al contrario loro. Quando hai un figlio che per tutta la vita gioca con l'orsacchiotto, per certi versi rimani giovane, per sempre. Non sai più tanto bene chi sei. Io non so più tanto bene chi sono. Non so più tanto bene dove sto andando, non so quanti anni ho.
mi sento parte di una gigantesca farsa. Non sono una persona seria, non prendo le cose seriamente, mi ostino a scrivere e a dire delle sciocchezze. La strada che ho preso non va da nessuna parte. La mia vita finisce in un vicolo cieco. Grazie Simone Chivilò alla chitarra, il maestro di musica che mi ha accompagnato. Grazie Simone, grazie a voi, siete stati meravigliosi. Grazie. Ringraziamo ancora una volta Franciscus e Simone di questa narrazione. Penso che sia stata importante per tutti noi, penso che questo abbia contribuito molto a prendere maggior consapevolezza in questo tempo di chi e di come si vive l'esperienza, no, di genitore e di come questa esperienza in qualche modo possa toccare anche noi. Penso che un po' di vuoto nello stomaco a tutti quanti noi è arrivato. Vorremmo continuare questo tipo di incontro qui oggi, anche condividendo altre esperienze e altre narrazioni. Abbiamo chiesto anche appunto di unirsi a noi alcuni rappresentanti di alcune associazioni che vivono il territorio e vivono anche questo tipo di esperienza. Abbiamo invitato, e chiedo appunto di salire sul palco, la presidente dell'associazione genitori della nostra famiglia di Conegliano, la signora Luisa Tosello, che ringraziamo di essere qui presente. La faccio accomodare. E appunto insieme a Luisa abbiamo chiesto anche a Teresa Bernadello dell'associazione ANXA di Treviso di unirsi a noi. Ben arrivata. Prego, prego. Ci sediamo insieme. Anche se siamo dall'alto è come se fossimo in famiglia, dunque... No.
abbiamo chiesto appunto alle presenti qui di condividere un po' la loro esperienza, anche facendo parte appunto di alcune associazioni, così per portare un po' anche il loro punto di vista e anche, non so, una reazione un po' a caldo rispetto a quanto abbiamo ascoltato e visto in questo spettacolo. Dunque, do a voi il microfono per una condivisione. Allora, intanto grazie di essere qua in questa giornata particolare che non dovrebbe esserlo, nel senso che una giornata dedicata, ma che dovrebbe rivivere negli altri 364 giorni, nel senso che pensiamoci oggi, ma viviamola tutti i giorni, la consapevolezza non è una cosa di oggi, ma di tutti i giorni. E da mamma, allora parlerei prima della mia esperienza di mamma, perché se io sono la presidente dell'associazione, questa roba così ridondante, è perché comunque io sono una mamma, prima di tutto. Io ho 3 figli, dai 27 ai 18, quindi Pierpaolo di 27, Alice di 24 e Leonardo che ne farà 18 la prossima settimana. E Leonardo è il brigante che mi ha catapultato nel mondo nel mondo che ha un po' descritto il monologo di prima. Mentre ascoltavo quel monologo mi sono rivista tanto, anche se io devo dire la verità, quando ho cominciato a contare le dita della mano di mio figlio, ne ho trovate 6 e non 5, per esempio. E mano a mano che cresceva abbiamo scoperto tanto di lui e ci ha fatto scoprire tante cose che non ci saremmo mai aspettati di scoprire. Ci ha fatto diventare, dopo un grande spavento, dopo un grande dolore, nel sentire parole che non avevamo mai sentito prima, lui non era il primogenito, per cui le differenze si notavano piano piano, però insomma la vita va avanti e bisogna viverla pienamente tutti i giorni, anche perché la fortuna di Leonardo è di avere fratelli, per cui noi genitori dobbiamo esserci per Leonardo e per i fratelli, perché siamo una famiglia ed è già una grande fortuna non essere scoppiati ed essere ancora qua a battagliare fra di noi, anzi più andiamo avanti più battagliamo fortunatamente. E io mentre ascoltavo le parole di prima ero molto toccata da una parola che mi urtava un pochino, devo confessarlo, che era handicappato. A me questa parola lacera profondamente. Io sono del 1970, quest'anno farò 53 anni e quando ero piccola andavo a scuola, ho cominciato la prima elementare nel 76, si parlava molto di handicappati e l'idea dell'handicappato di 50 anni fa ormai è molto diversa dalla persona con disabilità che viviamo noi. C'è stata una grande evoluzione culturale, c'è tanto da fare, ma è stato anche fatto tanto. E handicappato a me non piace, perché si vede solo il limite di quella persona e non quanto quella persona ci fa andare noi oltre il limite. Le difficoltà dei nostri figli, di Leonardo, mi hanno fatto crescere tanto come donna, come mamma, come moglie, e lo stesso è successo per i fratelli e lo stesso è successo per mio marito. Quindi la lettura può essere invertita, rovesciata completamente. Credo che non è da augurare a nessuno, ma la disabilità è anche una grande opportunità di crescita. E se noi riusciamo a trovare un posto, una collocazione, una dignità di vita, una quotidianità, una serenità a loro e cioè ai nostri figli e a noi famiglie, c'è posto per tutti. Perché quando stanno bene le persone che non ce la fanno, che hanno una fragilità, stanno ancora meglio gli altri. Quindi ne godremo tutti alla fine.
Leonardo per tanti anni, per alcuni anni perlomeno, noi siamo di Istrana, quindi è stato seguito dalla nostra famiglia di Treviso, ha fatto là le scuole elementari e poi siamo usciti nell'universo mondo della scuola. Adesso lui frequenta la scuola superiore. È un ragazzo che riassume in sé tante diagnosi, non ha una diagnosi sola. Probabilmente quella dell'autismo è quella che è arrivata dopo e non c'è neanche scritta sulle carte alla fine, perché lui ha una sindrome genetica molto rara e poi ha questo grosso problema comportamentale, questo ritardo cognitivo che ci mette a prova tutti i giorni, ma che ci ha fatto anche incontrare tante grandi opportunità. Leonardo va a scuola tutti i giorni e al sabato non sta neanche in classe per la maggior parte del tempo perché non riesce. Ma per noi famiglia è importante che lui trovi un equilibrio con i suoi pari e quindi se riesce a stare 10 minuti in una mattina in classe sono 10 minuti fantastici e se i ragazzi della sua classe, i suoi compagni lo vanno a trovare nella sua stanza, nella sua classe, lui li riconosce, ci fa festa, ma la cosa che io ho chiesto come mamma è non mandate ai docenti, non mandate ai ragazzi, lasciate loro liberamente di scegliere, di andare e lo fanno tutti i sabati. Io sono grata a questi ragazzi nome, ma vedo i loro occhi buoni e il loro atto sincero, quindi credo che fondamentalmente siamo passati da quell'handicappato, quindi da quell'essere al di fuori di, ad aver creato in tutto questo tempo, con grande fatica, comunque una comunità accogliente e attenta. Però questo succede se lo facciamo tutti insieme, non può esserci uno che lo fa più dell'altro. Tutti dobbiamo metterci in rete, si può sbagliare, si può vincere, ci sta nel gioco della vita. E quindi credo che per noi, perlomeno con grande difficoltà, niente da dire, ci sono momenti in cui non vorremmo proprio saperne della disabilità di Leonardo, perché io dico sempre che non me ne faccio una ragione, a me non piace vedere tutti i limiti che lui ha, però scelgo ogni giorno di accoglierlo e di volergli bene per come è, perché non è un giocattolo sbagliato, non è un qualcosa, rientra nella normalità dell'essere umani, non è diverso, cioè lui è diverso, ma fa parte della natura dell'uomo. Paradossalmente fanno parte tutti della natura dell'uomo. Anzi, molto spesso portano a galla quelli che sono poi anche i tesori umani più preziosi che noi abbiamo. L'istinto di Leonardo nel trovare le persone e nel scegliere le persone che più opportunamente gli servono, fra virgolette, è un istinto da seguire sempre. E mi fa soffrire tanto, però mi dà anche tante opportunità di crescita Leonardo. E questo ha fatto sì che nel tempo comunque abbia anche pensato che l'esperienza che noi viviamo come famiglia deve diventare più ampia. Ecco perché a me, per esempio, stamattina sono andata alla camminata in blu e non solo a Treviso con Leonardo e ho detto, io qua più che blu vorrei vedere un arcobaleno di colori, perché tutto sommato siamo tutti uguali e tutti diversi. E quindi una disabilità di un tipo non è così differente da un altro tipo, perché al centro deve esserci la persona. Infatti io direi che più che altro dovremmo essere, la consapevolezza di essere persone dovrebbe essere al centro di questo, persona. E poi ci sono altre 2 parole forse che mi girano spesso in testa ultimamente, che sono sguardo. Sguardo perché? Perché noi come genitori o come familiari ci sentiamo lo sguardo della comunità attorno, a volte lo sentiamo pesante su di noi, lo sentiamo giudicante, a volte lo sentiamo di compatimento, lo sentiamo di cosa non giusta, cioè lo senti che non è lo sguardo bello, accogliente, lo senti che non... Però
siamo noi che poi dobbiamo andare incontro a quello sguardo e spiegare che forse non c'è proprio così tanto da compatire e che abbiamo trovato un equilibrio nel nostro essere comunque differenti, ma all'interno di un'umanità di cui dicevo prima. E l'altra cosa di cui appunto mi gira spesso in testa è il valore. Noi per primi dobbiamo essere consapevoli del valore che rappresentano i nostri figli, che rappresenta Leonardo, perché lui è un valore. Se io come mamma e come anche credente, perché poi c'entra anche questo fortunatamente, riesco a vedere il valore di Leonardo, ecco che quel valore fa migliorare tutto il contesto. Anche perché il Signore ci ha detto ama il prossimo tuo come te stesso, ma non ci ha detto come l'ha fatto il prossimo tuo. Quindi insomma questa è una grande lezione per me come mamma e come donna. E questo ha fatto sì che nel tempo io mi relaziono con Dino Mulotto, che vedo qua davanti, nel coordinamento, con le associazioni, eccetera, perché è importante essere rete fra genitori. Quello che io ho imparato, le lezioni più importanti che io ho appreso e che apprenderò sicuramente nel futuro, io le ho tutte imparate ascoltando altri genitori più grandi di me, più avanti di me nella storia dei loro figli. E io non so se ne faccio tesoro, ascolto, metto da parte, quando serve ho le perle nello zaino, o perlomeno non ho la soluzione, però ho degli input su cui lavorare, credo per tutti noi genitori, familiari, educatori, operatori, è importante mettere queste perle nello zaino e farle diventare ricchezza. Non ho altro da dirvi. Buonasera, mi chiamo Maria Teresa e sono una volontaria dell'associazione ANXA Treviso. ANXA, come ci tengo a dire, mi ha commosso molto il discorso di Luisa, perché io non ho figli o parenti autistici, ma sono 30 anni che li frequento, faccio volontariato e mi hanno dato tanto, perché essere vicina a loro e alle loro famiglie ha cresciuto il mio essere, ho capito. Le amiche mi dicono dai vieni a giocare a carte, vieni con noi. Perché? Perché non stare vicino a questa gente, aiutarli, fare parte di un'associazione e di un mondo veramente è bello, vi assicuro. Cercare di comprendere, perché l'autismo, noi come ANXA abbiamo cambiato. ANXA vuol dire Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici. È la più grande associazione d'Italia che si occupa di autismo. 2 anni fa, 3, abbiamo cambiato, non più soggetti, ma persone con autismo, perché sono persone tutti. E io penso che aiutare gli altri sia una cosa che ti riempie il cuore. Io non sono molto religiosa, non sono una che frequenta molto la chiesa, però sento la necessità di stare vicina a queste persone, di cercare di aiutarle. Noi come associazione abbiamo costruito un ambiente sereno per i ragazzi. Noi adesso abbiamo aperto già da 3 anni, 4, una pasticceria dove i ragazzi, 7-8 ragazzi, lavorano. Finita la scuola non avevano nulla da fare.
o andavano nei CEOD ma non erano abbastanza gravi, o stavano a casa, bei ragazzi, sani, ma diversi. Ma i diversi bisogna cercare di capire. Noi dobbiamo cercare di capire loro, non perché loro devono capire noi. Siamo noi che dobbiamo cercare di entrare nel loro mondo, confrontarci con loro e cercare di capire le loro esigenze. Adesso abbiamo bambini dai 4 ai 9 anni. È un laboratorio, si chiama i Minions. E li facciamo 2 pomeriggi alla settimana, li facciamo giocare, gli insegniamo a vestirsi, li portiamo in piscina, cerchiamo di dare gioia e sollievo alla famiglia, perché purtroppo non è vero che tutte le famiglie accettano il fatto di avere un ragazzo diverso. Qualche famiglia non lo accetta. Molte famiglie si dividono per questo, specialmente i papà non accettano molto di avere un figlio tra virgolette normale, perché io dico qual è la normalità non si sa. Però cerchiamo di aiutare, perché vi assicuro, a me ha colpito molto questa cosa che è stata recitata qui, mi ha veramente colpito. Sono rimasta addolorata di questa cosa che io non ho avuto, però mi immedesimo nelle famiglie, in queste famiglie che tutti i giorni devono affrontare delle realtà. Ieri abbiamo avuto a Treviso un convegno dove varie personalità dell'ULSS, del comune, è venuta la dottoressa Lanzarin della regione, tutti promettono, tutti dicono si farà, faremo, daremo, ma non è così facile. Non è facile per le famiglie affrontare tutti i giorni le realtà. Il Covid ci ha messo davanti poi delle realtà veramente molto dolorose, famiglie che non ce la facevano, famiglie che non ricevevano lo stipendio da 6-7 mesi e avevano i figli che dovevano essere accompagnati, portati fuori. È stato molto doloroso e questo ci ha fatto capire molte cose, che è molto importante stare vicino alle famiglie, aiutare i ragazzi sicuramente, ma le famiglie hanno bisogno di essere supportate e sostenute, questo sì. Scusatemi la mia commozione, ma prima la PS, poi quello che ha detto Luisa mi ha toccato tanto, proprio. E io sono solo una volontaria, ma ritengo di essere molto fortunata di essere vicina a queste persone. Grazie. Ringraziamo Luisa e Maria Teresa della loro testimonianza, ma anche del lavoro fattivo che fanno. Certo. Due parole per l'attività dell'Associazione Genitori, perché Maria Teresa ha raccontato così bene cosa fa ANGSA e invece l'Associazione Genitori non ha una specificità di patologia. Noi ci occupiamo, vorremmo occuparci, ce la mettiamo tutta per sostenere le famiglie, perché le famiglie diventino consapevoli e competenti degli strumenti che sono a loro disposizione. Cerchiamo di
aiutare la formazione delle famiglie, di dare informazione, formazione, sostegno. Attualmente stiamo attuando un progetto di sostegno ai fratelli, è un progetto pilota che stiamo facendo ad Oderzo, di cui siamo molto fieri, in cui accogliamo la famiglia interamente, indipendentemente dalla patologia, in cui il focus è proprio il sostegno ai fratelli, perché molto spesso i genitori lo facciamo inavvertitamente, però logicamente tendiamo a soddisfare i bisogni più forti, che molto spesso purtroppo sono della persona con disabilità, e il tempo sono 24 ore al giorno, non sono di più, le forze sono quelle, e un po' i fratelli si perdono, e quindi proprio dall'esigenza dei genitori è partito questo progetto. Noi come associazione genitori cerchiamo di fare rete fra genitori, di sostenerci fra di noi, di darci la possibilità di parlare un linguaggio comune, perché una cosa che ho scritto stamattina nel nostro gruppo WhatsApp, che naturalmente c'è, oggi è la giornata della consapevolezza, ok? Però dovremmo essere persone, non diagnosi, cioè siamo persone che si incontrano, sempre e comunque persone. Quindi è questa la cosa che noi come associazione genitori vogliamo fare, è un incontro di persone, e Maria Teresa dimostra che ci sono le persone che non hanno l'esperienza diretta, ma che hanno un'empatia e ci vengono incontro. Ci sono, non è che il mondo è tutto cattivo. Quindi sta proprio a noi cercare di coltivare questo humus positivo che c'è, e solo investendo sulle persone si può avere questo tipo di risultato, al di là della diagnosi che siamo normali o che ci sia qualche titolo strano, però alla fine siamo persone. Grazie. Il titolo dell'incontro di oggi era Autismi, famiglie e territorio. Qui il territorio è abbastanza rappresentato in maniera diffusa anche da parte degli enti, gestori, piuttosto che istituzioni. Qual è secondo voi una esortazione da fare a questo territorio, inteso come comunità più ampia o comunità anche più specifica, per dare supporto e sostegno alle famiglie? Ma direi che secondo me bisogna soprattutto restare sempre in ascolto, cioè dall'ascoltare parte poi anche la risposta che dà il territorio. Io risiedo in un altro distretto e quindi faccio sempre i confronti. Io quando vengo un po' a Conegliano in queste zone mi sento... c'è tanta cultura e io mi sento di dire, non perché associazione genitori della nostra famiglia, però credo che e poi ho anche conosciuto poi l'Anfa Sinistra Piave, il Piccolo Rifugio, ci sono delle realtà ben radicate che hanno fatto cultura nel tempo e che sono riuscite a portare alla ribalta del territorio i bisogni e le necessità, però c'è da dire che la famiglia sta cambiando. I modelli familiari sono differenti. Io confronto spesso la mia esperienza genitoriale con l'esperienza che sto leggendo nelle giovani famiglie che incontro. Ci sono delle aspettative di vita e di realizzazione di sé che sono diverse da quelle che ho vissuto io. Adesso giustamente i genitori dei bambini e ragazzi con disabilità vogliono comunque cercare di mantenere una qualità di vita e di non immolarsi sull'altare della disabilità. Per cui è importante che il territorio vada a sostenere proprio i servizi rivolti alla famiglia, gli asili nido, l'accesso alla scuola materna, alla scuola elementare. Stiamo però notando, e anche ieri, in questi giorni, abbiamo fatto un po', si dice una pachea, dei convegni, eccetera, e la cosa che è emersa un po' in tutti gli incontri di questi giorni è che sta venendo meno la sensibilità nel prendersi cura dell'altro. I nostri ragazzi più giovani non si approcciano più alle professioni sanitarie, al prendersi cura dell'altro. C'è la propensione sempre più
scarsa, sta venendo meno questa attitudine verso l'altro. E io da mamma un po' così ho ragionato. Quando io ero piccola dovevamo star bene tutti e c'era un senso di comunità, io mi sacrifico un pochino per star bene tutti. Era una cosa che veniva molto naturale. Adesso invece la cultura è, prima di tutto devi stare bene tu. E il fatto di stare bene tu viene prima dell'altro e quindi fai più fatica a vederlo. Quindi direi che la comunità nell'insieme, il territorio deve cercare proprio di rendere di nuovo palese che il prendersi cura uno dell'altro fa bene a tutti, alle persone con fragilità, ma anche alle persone che sono normali, che stanno bene. Perché prendersi cura dell'altro non è solo una questione di uno stipendio a fine mese, è una questione di umanità profonda, di motivazione profonda. Là, secondo me, nei prossimi anni ci sarà tanto da lavorare. E diciamo, tutta la comunità civile comunque deve continuare ad essere attenta, ad ascoltare e a sollecitare, e anche ad avere buon senso rispetto alle nostre, diciamo, rimostranze, nel senso che è logico, noi chiediamo, però poi bisogna trovare un equilibrio nelle cose e quindi con una certa dialettica costruttiva e generativa si trova la strada, mettendo di fronte al fatto che comunque veniamo da anni in cui fra Covid, la guerra, ci sono state tante cose che stanno creando criticità e che saranno delle sfide per il futuro. Per cui insomma, però dobbiamo entrare in partita, starci e mettercela tutta tutti. Grazie. Prego. Maria Teresa. Io penso che è importante continuare a combattere con le istituzioni, in primis, perché io capisco che per loro non è sempre facile, però promettono. Io dico solo questo, dopo non so se è il 6º piano di zona che frequento, sono invitata come associazione, lo scorso anno io mi sono alzata e ho detto: signori, noi chiedevamo queste cose 20 anni fa, sono 20 anni che noi chiediamo queste cose e non le abbiamo ancora avute. È venuto hanno fatto delle serate per le elezioni regionali, siamo stati invitati e io sono andata lì con una carta e ho detto: cosa veniamo a parlare, a chiedere? Noi queste cose le abbiamo chieste in regione, le abbiamo chieste sempre 20 anni fa, 10 anni fa, 5 anni fa. Comunque qualcosa si sta muovendo, bisogna dire. Per anni c'è stato il silenzio più assoluto, adesso diciamo qualcosa comincia, c'è un tavolo per l'autismo in regione, siamo 16 associazioni che si sono raggruppate e hanno costituito un CAV, cioè praticamente ci sono 2 o 3 persone che vanno in regione a questo tavolo a rappresentare tutte le associazioni, queste 16 sono del Veneto. E qualcosa si muove lentamente, ma bisogna non perdere mai la speranza di poter arrivare un giorno a far capire a questa gente che non è che le necessità non ci sono e lo Stato deve provvedere ad aiutare questa gente, perché hanno diritto di avere supporto, di avere, per esempio, Covid, quando siamo stati in lockdown ci telefonavano, manderemo, faremo. Non abbiamo... Se telefonavano.
se telefonavano, faremo, come va? Come va? Va male, sono chiusi in casa. Questi ragazzi non possono stare chiusi in casa. E allora abbiamo avuto il permesso, anche se nessuno poteva uscire. Alcuni ragazzi hanno avuto il permesso col tutor di uscire. Ma bisogna sempre, mai stancarsi, mai e poi mai. Perché solo così si riesce a portare avanti dei discorsi, dei progetti, di far capire a questa gente le necessità, perché loro dicono sì, bello, bravi, cosa ci dicono? Quando andiamo là a portare i nostri progetti, bravi, che bello, come siete bravi. Sì. L'importante è che non costino a noi. Che sì, certo. Sì. Comunque speriamo, noi ci auguriamo sempre per il meglio. Bene, ringraziamo, grazie. A presto allora. Sì. Grazie di tutto e del lavoro. Buon lavoro. Stiamo giungendo al termine di questo nostro incontro, però vorrei chiedere aiuto ai miei colleghi educatori per presentare un attimo, velocemente, prima di congedarci, un po' l'esperienza del piccolo rifugio. Dunque, Nicola, che è uno dei nostri educatori, c'è già la clac che ti sta annunciando. Sì, allora, bene, intanto grazie di essere venuti. Non ci aspettavamo così tante persone, quindi grazie di essere qua. Quello che facciamo noi al Piccolo Rifugio è dare delle opportunità, speriamo, qualitativamente interessanti. Offriamo delle esperienze partendo un pochino dal rispondere ai desideri delle persone che vengono da noi. Oggi è la giornata dedicata alla tematica dell'autismo, però mi piaceva l'idea di dedicarla alle persone in generale. Quello che facciamo noi al Piccolo Rifugio è ci occupiamo delle persone. Ci occupiamo sia di noi, nel senso che ci prendiamo cura un po' di tutte le persone che entrano al rifugio, ci prendiamo cura anche dei volontari, ci prendiamo cura degli ospiti, che alcuni sono qui con noi oggi, e da qualche tempo abbiamo iniziato a avventurarci un po' nel mondo dell'autismo, che è un mondo complesso, favoloso da scoprire dal punto di vista tecnico per quello che può essere il nostro lavoro, perché ti mette in discussione tutto quello che tu sapevi fino a ieri. Noi abbiamo tantissima esperienza come Piccolo Rifugio nella cura della disabilità. Io personalmente ho 20 anni di esperienza nella disabilità. Scoprire un modo differente di conoscere le persone è una cosa importante. Ecco, quello che facciamo noi in questi anni è questo. Stiamo cercando di imparare a fare un lavoro ancora migliore, dando l'opportunità a persone che in alcuni casi non sono proprio considerate, cerchiamo di dargli l'opportunità di vivere delle esperienze nuove, esperienze diverse da quelle che ci sono adesso nel territorio. Il comune c'è, gli enti ci sono, ci siamo anche noi, ci sono tutti. Quello che volevamo fare oggi era: venite a vedere cosa vuol dire, venite a vedere che si può fare. Ecco, venite a vedere che si può fare. Bene, speriamo di esserci riusciti a farvi vedere che si può fare. Ottimo. Grazie Nicola. Bene, siamo giunti al termine di questo nostro incontro. Ringraziamo ancora tutti voi per essere stati qui insieme a noi. Ringraziamo chi ci ha allietato dello spettacolo con il nostro Franciscus e Simone. Dunque un applauso ancora per averci stimolato e aiutato a prendere questa maggior consapevolezza. Ringraziamo anche Tenda TV che ci ha in qualche modo accompagnato in questa giornata.
per chi volesse c'è la possibilità di rivedere lo spettacolo nei canali YouTube, in modo da poter in qualche modo apprezzare maggiormente anche il contributo dello spettacolo. Grazie appunto alla presenza del comune di Susegane che ci ha aiutato e accompagnato in questo percorso, alla diocesi di Vittorio Veneto che ha reso possibile, grazie ai fondi dell'8 per 1000, questo tipo di incontro. Grazie ancora a tutti, arrivederci. La tradizionale bandiera di Serravalle torna a sventolare in piazza Flaminio grazie a Serravalle Viva. Com'è andata? Come si è arrivati alla giornata odierna? Non è stato difficile, noi abbiamo sempre avuto in carico il simbolo di Serravalle, la nostra bandiera, a cui siamo affezionatissimi. Se non sbaglio, mi dicono i miei predecessori, ne avevamo già usate 2. Durano circa 10-12 anni, però con il vento di Serravalle si logorano facilmente. Anche l'ultima che avevamo in gestione noi era stata riparata più di una volta, ma ormai era arrivata alla fine. Non è stato per nulla difficile per noi decidere di affrontare la spesa, che comunque è importante perché stiamo parlando di 100 metri quadri di bandiera e con dei tessuti tecnici importanti. Quando abbiamo deciso, è stato proposto di fare una raccolta fondi, io ero scettico, ma quando una volta istituita mi sono accorto che dopo 2 o 3 giorni avevamo raggiunto quasi la totalità della spesa, è stata una cosa veramente grande. Sapere, lo sapevamo già, ma vedere che i serravallesi, i vittoriesi, i nostri amici hanno di tasca loro contribuito volentieri a questo acquisto ci ha dato un'enorme gioia e anche una spinta per continuare. Adesso la genesi è stata lunga perché l'abbiamo dovuta richiedere, è stata fatta su misura, finalmente siamo riusciti a portarla in questa giornata particolare che coincide anche con una prima pedonalizzazione della quale non eravamo al corrente, ma crediamo che da cosa nasca cosa e anche questo può essere un contributo di tutti per la nascita e per la rivitalizzazione, se ne fosse bisogno, del nostro quartiere. Quindi una partecipazione corale nel creare questa nuova bandiera, un nuovo simbolo diciamo per Serravalle, che ha visto oggi una partecipazione veramente notevole da parte del pubblico che ha voluto prendere parte a questo momento inaugurale. Non siamo stupiti della partecipazione odierna, ma è sempre bello vedere l'attaccamento. Nel discorso introduttivo alla cerimonia ho proprio parlato di questo spiccato attaccamento dei serravallesi per Serravalle, di Vittorio Veneto per Serravalle, e quindi questa per me è stata solo una grandissima conferma. C'è stata la partecipazione anche del corpo bandistico di Cappella Maggiore. Quando verrà esposta la prossima volta la bandiera? Allora, noi non abbiamo un elenco di eventi, naturalmente adesso con l'avvicinarsi dei festeggiamenti di Sant'Augusta daremo sicuramente molto spazio, un contributo importante per la bandiera. Naturalmente noi dobbiamo personalmente ritirarla ogni sera, anche perché appunto sappiamo che a Serravalle, specie la sera e al mattino presto, il vento è molto forte, per cui è anche un dispendio di tempo e di energie. Comunque la nostra bandiera è sempre a disposizione, in primis per le nostre manifestazioni, ma anche a chiunque ne volesse avere la concessione per un giorno o per 2 giorni. Quindi sicuramente
le prossime manifestazioni, che sono veramente dietro l'angolo, saranno e vedranno la nostra bandiera protagonista. Tempo di estate, tempo di vacanza, tempo di attività più divertenti per i nostri ragazzi, per i giovani. Ritorno ancora a questa puntata della nostra rubrica A Tutto Grest. Oggi ci troviamo nell'oratorio Don Bosco di Mareno di Piave. Andiamo a conoscere questa nuova realtà, questa realtà del Grest parrocchiale, che vuole animare la vita della parrocchia nel periodo di luglio. Un tempo in cui gli animatori possono mettersi a disposizione per le attività, per i giochi, per i ragazzi, un tempo dove i partecipanti, i bambini possono passare delle ore insieme. È un tempo in cui la comunità ritrova la bellezza di ritrovarsi insieme, di vivere dei momenti di condivisione, di gioia, che dicono di una chiesa che è ancora viva, di una chiesa che soprattutto d'estate mostra tutta la sua vivacità e il suo entusiasmo. Andiamo a vedere con le attività del Grest, a conoscere i protagonisti di questa esperienza. Spero, cerco, cos'è l'essenziale per me. Aurora è una dei responsabili del Grest qui di Mareno di Piave. Aurora, raccontaci come è organizzata la giornata di attività di Grest qui a Mareno. Ciao, buongiorno a tutti. Allora, il Grest inizia alle 3 del pomeriggio, abbiamo circa 40 minuti di introduzione in cui parliamo del tema e del momento di preghiera formativo con i ragazzi. Il tema dell'anno è il Piccolo Principe, quindi abbiamo intervistato vari personaggi della comunità, chiedendo a loro che cos'è l'essenziale che è invisibile agli occhi, quindi sia persone laiche che di chiesa che hanno avuto vite diverse. Finito questo abbiamo le attività, dividiamo le medie dalle elementari, e però entrambi svolgono le stesse attività in giorni differenti. Quest'anno abbiamo deciso di creare una scatola che sarà una scatola ricordo di quello che si porteranno a casa da questo Grest. All'interno verrà messo un sasso come segno di forza, di importanza, di solidità, una rosa proprio legata al Piccolo Principe e dei braccialetti fatti a mano per creare il legame che c'è col Piccolo Principe con la volpe, la rosa e il suo mondo, e alla fine un portachiave. Questo verso le 5 pausa, merenda e poi i giochi fino alle 6, dove poi si conclude e arrivano i genitori a prenderli. Aurora, cosa si prova a organizzare il Grest, a lavorare con gli animatori, e poi anche sicuramente cosa si prova a vedere il risultato, poi la presenza dei ragazzi, insomma la loro gioia, il loro ritorno per quello che fate? Beh, intanto è emozionante e è gratificante soprattutto, perché è bello vederli qui correre, giocare, felici e con la speranza che si portino a casa qualcosa non solo a livello poi pratico e materiale, ma anche magari di amicizie e di legami. È bello quando esci e ti riconoscono e ti chiedono come stai, è bello, è una soddisfazione. È difficile, è impegnativo, ci vuole tanto lavoro, però dà grande gratificazione. Antonella, a te chiediamo come sta andando il Grest qui a Mareno di Piave. Diciamo che sono pochi giorni che è iniziato, però la preparazione logicamente è iniziata tempo fa con il percorso fatto agli animatori. Gli animatori sono giovani ma sono bravi, nel senso sanno tenere bene anche i ragazzini, e per quanto riguarda i bambini si sa, i ragazzi sono ragazzi e quindi hanno la loro vivacità, però sta andando bene. All'inizio del Grest ogni volta la giornata si apre con un momento tutti insieme in salone. Ecco, che tema state portando avanti? Com'è che organizzate questo momento per i bambini? Allora, il tema di quest'anno è il Piccolo Principe.
E quindi il momento iniziale, che tutti in salone, ci serve proprio per focalizzare il messaggio che il Piccolo Principe può dare e per far riflettere i bambini anche sul messaggio religioso che c'è all'interno del Piccolo Principe. E quindi è un piccolo momento di riflessione e di preghiera. Nel GREST, oltre ai momenti, diciamo così, tradizionali della preghiera, dei laboratori e anche dei giochi, fate anche qualche gita. Le gite in programma sono a Vidor, e poi a Nervesa e classica ormai da decenni, annuale quest'estate. Poi facciamo anche la festa del perdono a Motta di Livenza presso il santuario della Madonna e vediamo se riusciamo a organizzare anche una piccola uscita con i ragazzi delle medie. Che cosa vuol dire addomesticare? Ivo, volto storico del GREST di Mareno di Piave. Il GREST è un'esperienza importante soprattutto anche per i ragazzi, immagino gli animatori che si impegnano durante l'estate per questa esperienza. Come vi organizzate con loro? Fate dei percorsi di formazione? Com'è la loro preparazione a questa esperienza estiva? Allora, durante l'anno la parrocchia offre il gruppo giovani il lunedì dalle 8:30 circa fino a quando si finisce, dipende anche dai temi, dalle attività che si propongono. Però ovviamente per il REST facciamo qualcosa di più mirato, anche perché i temi variano ogni anno. Di solito che prepara i ragazzi che poi faranno gli educatori, gli animatori, è Tatiana, la maestra Tatiana, e sono 3 incontri di preparazione. Però poi noi siamo anche sempre aperti anche ad accogliere i ragazzi che arrivano, che hanno magari il desiderio di fare un'esperienza. E anche per questo motivo qua che ogni giorno alle 2 ci troviamo una mezz'oretta, di solito in chiesa, e la facciamo un momento di preghiera e un momento di formazione legato proprio al tema che stiamo vivendo, alla giornata che vivremo. GREST di Mareno di Piave, abbiamo visto tanti ragazzi, tanti animatori. Quali sono un po' i numeri di questi ragazzi, i numeri dei partecipanti? Allora, i ragazzi sono 104, non sono ovviamente sempre tutti i giorni presenti perché hanno anche altre attività. Gli animatori sono 27 con noi grandi e sì, questi i numeri. Cosa ti porti a casa ogni anno dal GREST? Quanto è importante questa esperienza anche per te? Quale segno soprattutto lascia questo anche ad una comunità in questo tempo estivo? Una volta, quando ero più giovane, magari dicevo che il GREST serviva fin là, era un'esperienza estiva, un po' come una storia estiva. E invece no, il GREST può essere un'occasione valida per incontrare genitori, ragazzi che non si vedono durante l'anno, e un'occasione opportuna per seminare bene, fare del bene, anche evangelizzare se serve. Quindi io mi porto a casa sempre la gioia dei piccoli e dei grandi. Si impara tantissimo da entrambi, sia dai ragazzi che dagli educatori. Alberto, il GREST di Mareno di Piave. Perché venire al GREST? Perché è un modo per divertirsi e stare insieme ad amici. Ho visto che molti di voi hanno addosso delle fascette, dei nastri colorati. Come mai? Perché sono segno della nostra squadra. Voi animatori siete tra i protagonisti di questo GREST. Elison, come sta andando questa esperienza? Allora, i primi giorni sono cominciati bene, devo dire, i bambini sono energici come sempre ed è bello apprezzare questa loro dinamicità e stanno mettendo alla prova anche noi animatori che aiutandoci riusciamo a gestirli comunque. Melissa, come sta andando per te invece questa esperienza? Dai, anche per me è andata bene. I primi giorni sì, sono sempre un po' difficili, i bambini hanno bisogno di un po' di tempo per ambientarsi, quelli nuovi che fanno GREST per la prima volta, o ambientarsi anche nella squadra perché hanno tanta gente che non conoscono, ma anche tanti amici in realtà. Il primo giorno di solito facciamo sempre un grande gioco, mi pare sia andato tutto bene. Da ieri siamo partiti invece con i laboratori, ci sono sempre un po' di difficoltà ovviamente nella gestione e l'organizzazione certo di tutto quanto, però posso dire che in generale sta andando tutto bene per adesso.
Perché una giovane dovrebbe passare un mese della propria estate a fare l'animatrice? Nel mio caso trovo bello fare l'animatrice per rendermi utile e spendere il mio tempo per gli altri e renderlo fruttuoso, anche se appunto è volontariato, nessuno ci ha costretto a stare qua, è bello poter condividere questa esperienza sia con altri ragazzi della mia età che con altri bambini e scoprire anche magari nuovi lati di me. Per te, Melissa? Anche io posso dire un po' la stessa cosa, diciamo, è sempre bello, diciamo, mettersi a disposizione sia per i bambini sia anche per gli altri animatori. Io e Ellison, diciamo, ormai siamo qua da un po' di anni, siamo, diciamo, una tra le più grandi e diciamo, è bello passare tempo sia con gli altri animatori, vedere in quanti i ragazzi, diciamo, si mettono a disposizione per questo periodo di luglio per fare il GREST e passare il tempo anche con i bambini. Per loro infatti siamo figure di riferimento, quindi non siamo qua solamente per guardarli e tenerli al GREST, ma anche per insegnare, quindi è proprio una cosa dal quale noi stessi anche possiamo imparare qualcosa, perché i bambini si imparano da noi, ma noi anche possiamo imparare dai bambini. A voi domando che cosa c'è di bello al GREST di Mareno? I giochi che si organizzano molto, cioè sono preparati. Ho visto che è una maglietta particolare, speciale, cosa vuol dire? È la maglietta di quest'anno del GREST e diciamo che il tema è il Piccolo Principe. Perché venire al GREST? Perché è un tempo per conoscerci tutti e anche persone che non conosciamo e fare nuove amicizie. Perché è un posto dove possiamo rincontrarci con i nostri compagni di classe, soprattutto quando sei alla fine della terza media o della quinta elementare, per rincontrarli. Daphne, hai questa bellissima scatola che avete preparato, a che cosa serve? Per mettere dentro delle cose che faremo nei prossimi giorni. E oggi cosa state facendo? Stiamo creando delle rose. Al GREST non ci sono solo i laboratori che impegnano i ragazzi nelle attività più manuali e creative, ma come ingrediente necessario sicuramente ci devono essere i giochi. Andiamo a conoscere più da vicino queste attività che arricchiscono il GREST. Nicola, responsabile dei giochi, delle attività sportive del GREST di Mareno di Piave, quali sono i giochi che preparate per i vostri ragazzi? Beh, si passa dai giochi più comuni, come può essere il calcio, la pallavolo, al rubba al fazzoletto, se no adesso abbiamo anche inventato il gioco del tris con i cinesini, altrimenti abbiamo anche il gioco aquilone, il gioco dei birilli, il bowling. Quali sono i giochi o qual è il gioco che piace di più ai bambini? Beh, penso che questa sia una domanda abbastanza facile. La palla avvelenata è il gioco che ogni volta li entusiasma incredibilmente. Nicola, come sta andando il GREST? Come ti trovi in questa esperienza? Beh, questi primi giorni stanno andando molto bene, sono molto felice, vedo l'emozione dei ragazzi, sono proprio contenti di essere qui. Anche noi animatori cerchiamo appunto di aiutare, di trasmettere la nostra felicità, la nostra passione per quello che stiamo facendo, ci stiamo impegnando. E sicuramente si vede nei voti dei ragazzi che ci mettete impegno e passione. Chloe, questo è il tuo primo GREST o ne hai fatti altri? È il mio quarto GREST, quindi ne ho fatti già tanti e mi è piaciuto tanto. Allora ogni anno torni in oratorio durante l'estate per questa esperienza. Che cos'è che ti piace di più del GREST? Mi piacciono i bambini che sono sempre molto gentili, danno una mano a tutti e gli educatori e chi lo organizza. Don Mario, parroco di Mareno di Piave e di Soffratta, ogni anno arriva l'estate e arriva il GREST. Questo momento ravviva le nostre comunità, le parrocchie. Cosa vuol dire vivere questa esperienza all'interno dei nostri oratori? Ma vuol dire aiutare i ragazzi a vivere con una certa dignità il tempo che hanno libero, perché soprattutto i ragazzi adolescenti non sanno dove andare, non sanno cosa fare e questo è un problema. Arrivando qua si impegnano e quindi danno anche un po' di senso a questo tempo libero. Gli animatori
non solo vivono l'esperienza del Grest, ma anche il mese prima sono preparati con gli incontri di formazione e poi preparano tutto il materiale che è necessario per fare bene il Grest. Ecco, quindi l'attività non è soltanto quella del Grest, ma anche del mese prima. Appena finita la scuola, insomma, fanno tutto questo. Don Mario, un'estate particolare questa forse, no? Da parroco, dato che con settembre, ottobre, insomma con il prossimo autunno ci sarà anche un cambio, ecco, all'interno di questa parrocchia, sarà affidato un altro incarico al nostro Don Mario. Mi sono messo a disposizione del Vescovo e con Don Alberto abbiamo parlato insieme, ci conosciamo da tantissimo tempo e quindi vedremo cosa poter fare. Ecco. Grazie e un saluto magari ai nostri telespettatori. Ai telespettatori, queste cose guardatele con attenzione e approfittatene, perché i ragazzi possono imparare come si fa un Grest, i genitori possono capire cosa si fa un Grest, e quindi saluti a tutti quanti e ci rivedremo più avanti. Siamo arrivati alla fine della nostra puntata di A Tutto Grest, questa rubrica che ci accompagna durante questa estate. Ricordo che potete rivedere questa puntata sul sito www.latendatv.it e anche sul sito dell'Azione. Da Mareno di Piave, dall'oratorio Don Bosco, un saluto a tutti. Amiche ed amici sportivi, ben ritrovati qui nello studio di Stadium TV, le storie